Un ampio saluto. Vi ringrazio per l'attenzione che riserverete a questo video dialogo sulla lista del patrimonio mondiale posta dal 1972 sotto la tutela dell'UNESCO. I contenuti sintetici e spero chiari sono tratti da un mio recente libro, Finestre sulla bellezza, pubblicato da Morlacchi Editore alla fine del 2021. Preciso che informazioni e numeri relativi al tema del patrimonio mondiale sono riferiti al mese di febbraio 2022. Vi consiglio quindi di tenervi aggiornati consultando i siti internet ufficiali unesco.org della sede internazionale UNESCO di Parigi, unesco.it della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e in ultimo, se volete, potete visionare il mio sito internet claudioricci.info. Le tematiche sono da considerare un approfondimento del videocorso Pianificazione turistica del territorio che svolgo nell'Accademia formazioneturismo.com. La prima diapositiva che state vedendo cita le 3 parole introduttive di questa riflessione: identità, eredità e opportunità correlate alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Vi auguro una buona visione e un proficuo cammino. Il tempo passa veloce e siamo già all'anno 2022. Sono passati 50 anni dal 16 novembre del 1972 a Parigi, quando nasceva la storica lista del patrimonio mondiale UNESCO. Il desiderio di tutelare la bellezza risiede nell'animo delle persone. Il diritto internazionale se ne occupa dal 1907 per evitare l'utilizzo militare di luoghi destinati al culto, ambiti con valore artistico e i monumenti. Venne così riconosciuta l'importanza del patrimonio culturale, ma tale diritto fu reso più incisivo dalle convenzioni del 1954, con l'adozione dello scudo blu. La comunità internazionale cita fra le cose da tutelare anche gli oggetti d'arte, le collezioni, i libri e gli archivi. Nell'anno 2015, da una proposta italiana, l'UNESCO muove i primi passi verso il nucleo operativo di tutela, con il fine di difendere i beni in pericolo. Sono i caschi blu della cultura per la tutela dei beni da catastrofi o conflitti. Nel 1224 San Francesco d'Assisi, con il Cantico delle Creature, sancisce l'amicizia fra il creato e le persone. Giovanni XXIII, nel 1962, disse che l'incanto della natura con lo splendore dell'arte sono un linguaggio per riconoscere il creatore. Giorgio La Pira, nel 1955 a Firenze, paragona le città al candelabro, alla luce
per il cammino della storia e delinea un rapporto vivo fra persone, pietre e bellezza. Benedetto XVI nel 2009 cita che servono persone capaci di riflessioni profonde e confraternità. Sono prospettive, quelle ricordate, importanti anche per gli ambiti della nostra diplomazia culturale. La costituzione dell'UNESCO avviene il 16 novembre del 1945. La prima fondazione è di 41 stati, oggi cresciuti fino a 195. L'UNESCO è un'agenzia delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Il preambolo dell'atto costitutivo recita: se le guerre nascono nello spirito degli uomini, è lì che si devono costruire le difese della pace. La sede dell'UNESCO è Parigi e risale al 16 novembre del 1972 la Convenzione per la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale. L'UNESCO ha anche delineato una lista di beni in pericolo che include siti da difendere a causa di conflitti, calamità naturali, inquinamento e sviluppo non compatibile. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fa da raccordo con l'UNESCO attraverso il suo ambasciatore permanente con sede in Parigi. In Italia il riferimento dell'UNESCO è la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, che raccorda i ministeri anche nella propulsione delle candidature. Il Ministero della Cultura, istituito con l'allora ministro Giovanni Spadolini nel 1974, è uno dei principali ministeri correlati alle tematiche del patrimonio mondiale. Vi opera un ufficio specifico UNESCO che dal 2020 è stato ulteriormente strutturato. Il Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO decide sulle candidature per i beni culturali e naturali con i pareri espressi dal Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti e dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali. Il logo del patrimonio mondiale, che si aggiunge al tempietto simbolo dell'UNESCO, è disegnato da un cerchio, emblema dei beni naturali, con all'interno un quadrato, segno della costruzione dei beni culturali. Cerchio e quadrato sono raccordati da un'unica linea per significare l'armonia fra ambiente naturale e i beni culturali realizzati dai popoli. Il 17 ottobre del 2003, sempre a Parigi, nasce la Convenzione sul patrimonio immateriale, intangibile ed orale, al fine di tutelare lingue, arti, espressioni sociali, eventi, riti, cerimonie, saperi artigianali,
orali e interiori. Si completa quindi la Convenzione del 1972 sul patrimonio materiale, culturale e naturale, con quella immateriale, intangibile ed orale. Viene ben precisato che sono sempre le comunità locali a candidare i propri valori e lo debbono fare in modo consapevole, come elementi per la tutela dell'unicità della propria cultura vivente. Ricordo infine che il 20 ottobre 2005 viene definita dall'UNESCO anche la Convenzione per proteggere e promuovere le diversità delle espressioni culturali. Sottolineo, le diversità delle espressioni culturali come tesoro vivente dell'umanità in trasformazione. Un sito candidato è iscritto nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, secondo la Convenzione del 1972 sui beni materiali, se viene riconosciuto almeno uno dei 6 criteri previsti per i beni culturali. Se è un bene naturale, quindi ambientale, deve avere, per entrare nella lista UNESCO, uno dei 4 criteri previsti per l'ambiente. Nei criteri si indicano alcuni valori, quali capolavoro, che testimonia un valore universale eccezionale ed evidenzia autenticità e integrità in ambito mondiale. I candidati nella Convenzione 2003 sul patrimonio immateriale devono invece dimostrare tutti e 5 i criteri previsti per gli elementi da iscrivere nella lista. Per i beni immateriali la tutela è anche tesa a preservare le condizioni socioculturali che ricreano e conservano il bene. Se, per esemplificare, si tratta di una tradizione locale, deve esistere una scuola o un luogo di trasmissione dove tale tradizione viene tramandata anche in modo orale. Per promuovere le candidature bisogna attuare un piano di sensibilizzazione anche nelle scuole. Solo chi vive in un luogo può conoscere il valore da proporre a patrimonio UNESCO e tutte le componenti locali, con le istituzioni, devono attivare un comitato di candidatura. Dopo la meditata decisione di candidarsi, come sito nella Convenzione del 1972 sui beni culturali e naturali, è opportuna l'elaborazione del formulario per l'inserimento nella lista propositiva italiana. La lista propositiva italiana è un elenco nel quale ogni Stato indica i beni che intende iscrivere come patrimonio mondiale UNESCO entro 5-10 anni. Bisogna anche evidenziare in modo comparativo l'unicità della proposta rispetto agli altri siti UNESCO già iscritti nella lista. Un sito UNESCO viene candidato indicando il perimetro dell'area che si intende proporre. Vicino al perimetro si deve prevedere una zona intermedia. In queste aree intermedie, chiamate zone cuscinetto, sono consigliabili solo interventi di restauro e valorizzazione,
nonché bisogna proteggere i coni di vista dalle altezze degli edifici e dalle attività inopportune che minaccerebbero l'integrità del sito. I documenti principali di candidatura sono due: il dossier di candidatura e il piano di gestione. Gli elaborati citati sono complessi e la loro stesura richiede da 1 a 2 anni. Bisogna essere precisi ed è bene, insieme a tutti gli attori locali, coinvolgere esperti con esperienza specifica nelle candidature UNESCO. Il dossier di candidatura deve essere svolto punto per punto, con precisione tecnica ed allegando elaborati, studi specifici, pubblicazioni e supporti multimediali. Il piano di gestione è un ulteriore documento di candidatura obbligatorio dal 2002 per un'efficace protezione del sito. È uno strumento dove specificare i valori del sito UNESCO, nonché le principali azioni di tutela e valorizzazione, le risorse necessarie e dove reperirle, tutti gli indicatori e misuratori per verificare i risultati conseguiti e eventualmente rimodulare le attività di tutela. Il piano di gestione viene definito e aggiornato dal comitato di pilotaggio, che include tutti coloro che sono responsabili locali della tutela del sito. Il piano di gestione dovrebbe essere un documento di indirizzo anche per i piani urbanistico-ambientali e più in generale di indirizzo per gli strumenti gestionali degli enti responsabili del sito. Dopo l'elaborazione del dossier di candidatura e del piano di gestione, il procedimento dura per norma 3 anni ed è scandito da precise fasi istituzionali e verifiche tecniche. Fra giugno e luglio di ogni anno si svolge il Comitato del Patrimonio Mondiale per la Convenzione del 1972 con l'inserimento dei nuovi siti culturali e naturali. A novembre e dicembre si tiene invece il Comitato per gli elementi immateriali, intangibili ed orali per la Convenzione del 2003. Nel biennio 2000-2002, su proposta dell'Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale, che associa i soggetti responsabili dei siti UNESCO, si delineò quella che il 20 febbraio 2006 venne approvata come legge numero 77 per i siti d'Italia inclusi nella lista del patrimonio mondiale, con successive modificazioni della stessa norma, in particolare nel 2017. Lo Stato italiano, fra le prime esperienze al mondo, ha riconosciuto con legge i siti UNESCO come punte di eccellenza del patrimonio culturale, naturale e immateriale, a cui destinare risorse economiche annuali. Alcune regioni hanno previsto per i loro siti UNESCO anche specifiche norme regionali. Negli anni è diventato più complesso per le proposte italiane entrare nella lista del patrimonio mondiale. Infatti, nella politica culturale dell'UNESCO, gli stati con molti siti come l'Italia sono in moratoria
e potranno presentare non più di 2 candidature all'anno, anzi dal 2019 di norma solo una, e al mondo l'UNESCO inserisce non più di 35 siti all'anno in totale. Spesso cito che il percorso di candidatura vale quasi come il titolo dell'UNESCO, perché si è costretti durante il percorso di candidatura a fare sistema fra pubblico, privati e associazioni per definire il progetto strategico dell'area che si candida da attivare nel lungo periodo. L'UNESCO non impone nuovi vincoli normativi, ostativi per le differenti autorizzazioni. Se però non si attua il piano di gestione e quindi di tutela, si rischia di uscire dalla lista UNESCO, come peraltro avvenuto 3 volte nella storia della lista in questi 50 anni. Un sito UNESCO è puntuale se il bene è circoscritto in un ambito particolare, come a Barumini, in Sardegna, che include come riconoscimento UNESCO un solo nuraghe con il suo villaggio nuragico. In alcuni casi l'UNESCO estende i siti già iscritti, come nei luoghi di Ferrara. Nel 1995 venne iscritto il centro storico di Ferrara, esteso poi nel 1999 all'area del Delta del Po. I siti UNESCO definiti seriali includono più luoghi, anche in diverse regioni o nazioni, luoghi con valori simili. Cito il caso delle 8 città tardo-barocche del Val di Noto in Sicilia. In questi casi, riferendomi ai siti seriali, i luoghi vanno aggregati attraverso un'associazione o fondazione per le fasi di candidatura e soprattutto per l'attuazione del piano di gestione. Oltre alle 2 convenzioni più note, quella del 1972 per i siti materiali e quella del 2003 per i siti immateriali, l'UNESCO ha attivato altri ambiti di protezione, che ora citiamo in breve sintesi, da immaginare come porte d'ingresso nei sistemi di tutela dell'UNESCO. Menziono le aree definite MAB, che riconoscono modelli di tutela sostenibili fra uomo e biosfera. Cito il Registro della Memoria del Mondo, che pone una tutela verso il patrimonio documentario. Sono riconosciuti anche i geoparchi con valori unici di rilievo geologico. Vengono menzionate anche le città inclusive, la rete delle città creative e finanche le città dell'istruzione nei luoghi a cui è dedicata una particolare attenzione all'istruzione in ogni età. Ricordiamo le cattedre UNESCO e le scuole associate. Tornando alla lista principale del 1972, i siti UNESCO materiali, fra culturali e naturali,
sono 1154 nel mondo. Sottolineo, i siti UNESCO al mondo sono 1154. Nella lista ci sono al primo posto l'Italia con 58 siti, segue la Cina con 56 siti UNESCO. Nel 1979 venne iscritto il primo sito UNESCO italiano, l'arte rupestre della Valle Camonica. Sono in classifica, dopo l'Italia al primo posto e la Cina al secondo posto, la Germania con 51 siti, Francia e Spagna con 49 siti UNESCO, India con 40, Messico con 35, Regno Unito 33, Federazione Russa 30 siti UNESCO, Iran 26, Stati Uniti 24 siti, Brasile 23, Australia e Canada 20 siti UNESCO, solo citando i primi stati in classifica. L'UNESCO, nella lista dei beni in pericolo, ha già inserito ben 52 siti da difendere a causa di conflitti, calamità naturali, inquinamento e sviluppo non compatibile. Per gli elementi immateriali, intangibili ed orali della Convenzione del 2003, la lista UNESCO include 629 riconoscimenti. L'Italia ne ha ottenuti 15. I primi due furono il canto a tenore sardo e l'opera dei pupi siciliani. In questa lista si auspica una propulsione delle candidature, visto che la Cina già include ben 42 elementi iscritti. Abbiamo fatto emergere la complessità di essere iscritti nella lista UNESCO, in particolare per la Convenzione del 1972. E tutto questo è complesso per il già ampio numero dei candidati nelle liste propositive degli Stati. Nel mondo vi cito che sono già 1719 i candidati ufficiali a patrimonio mondiale UNESCO e l'Italia include già ben 31 candidature ufficiali. Sul piano geopolitico, i siti UNESCO si concentrano per il 48% in Europa e Nord America, con una necessità di riequilibrio. Ad esempio in Africa ci sono solo il 9% dei siti UNESCO. I siti naturali con valenza ambientale sono solo il 19% del totale. Ricordo anche l'importanza dei club, dei centri e delle associazioni per l'UNESCO, che hanno diffuso una sensibilità sui valori del patrimonio culturale. Il primo club UNESCO si attivò nel 1947 in Giappone e attualmente sono oltre 4.000 i club UNESCO nel mondo. Sono club, associazioni promosse da persone volontarie come una vera e propria UNESCO dei popoli. In Italia operano ben 127 fra club e centri per l'UNESCO, accreditati dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, e dal 1979 è costituita, con ampie e qualificate attività, la Federazione Italiana dei Club e Centri per l'UNESCO. Meritevole di citazione è l'associazione Beni Italiani
patrimonio mondiale che affilia i soggetti responsabili dei siti UNESCO. Venne costituita nel 1997 da un'idea del Comune di Vicenza nel 1995. Ora conta ben 51 associati fra comuni, regioni, città metropolitane, parchi, consorzi, comunità montane e fondazioni. Ha avuto il merito di tenere insieme con progetti a rete nazionale i siti UNESCO, con i loro sindaci e amministratori responsabili, avendo fra gli obiettivi la promozione culturale, educativa, l'elaborazione di supporti tecnici e scientifici, programmi per la valorizzazione culturale e turistica, attuando relazioni sia nazionali che europee, anche per ambiti legislativi come la legge 77/2006 per i siti UNESCO italiani. Ricordiamo per la qualità dell'iniziativa dall'anno 2015 anche la costituzione dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO. Mi avvio alla conclusione citando che i siti UNESCO sono come una farfalla da non chiudere in bacheca. Solo il saggio uso li conserverà, perché una buona protezione è quella che consente comunque di fruire di un sito UNESCO per tutelarne l'anima vivente. A pensarci bene è quasi una filosofia, forse è uno stile di vita, per chi traduce la bellezza nel senso vero di eredità, ricevuta e da ricreare, per andare oltre, ben oltre la notte che spera nel preludio del giorno. Ora immagino e mi auguro che ognuno di noi possa riprendere un nuovo viaggio in Italia attraverso i siti UNESCO del nostro Paese, per riabbracciare la meraviglia che eleva sempre un'autentica bellezza creativa. Grazie molto del vostro ascolto e buon cammino di speranza. Arrivederci.